Assessore, 5 storie di straordinario successo, lunedì a Gemona, un evento per ricordare il 40° degli enti di ricerca e delle istituzioni accademiche. Enti di ricerca e istituzioni accademiche che, come avremo modo di dire lunedì, sono nate all'indomani del terremoto per la generosità e la lungimiranza che lo Stato italiano e questo territorio hanno avuto di investire in cultura e conoscenza. Sono nati all'indomani del terremoto, ma anche per altri terremoti, sono nati per il risultato del lungo secondo dopoguerra che questa regione ha vissuto, anche in seguito alla sottoscrizione del Trattato di Osimo. Raccontiamo 5 storie di straordinario successo, lasciando la parola a chi oggi è ambasciatore del nostro territorio nel mondo, perché crediamo che il corpo diplomatico di tutti gli scienziati, gli studenti, i ricercatori che sono passati nel nostro territorio sia invidiato dalle più grandi potenze mondiali.